Salve, buonasera a tutti. Nuovo speciale del Cesare's Corner. Questa è una puntata molto particolare. È la seconda, dopo quella che ho fatto la settimana scorsa su Vanessa Beecroft, che non avrà video filmati per il fatto che io di solito presento mostre, quindi realizzo i video. Essendo tutte chiuse queste mostre, chiaramente posso solo presentare degli artisti. Avendo avuto poco tempo per preparare questa a causa di vari esami e impegni vari, ho scelto di approfondire un artista di cui ho già avuto modo di parlare in questa sede, il mio artista preferito, e quindi ho scelto questa volta però di presentare Tancredi non solo analizzando biografia, aneddoti, mostre e altro, ma proprio le opere, quindi un discorso che vada a psicanalizzare una parte del percorso. Chiaramente abbiamo solo 30 minuti, quindi sarà una cosa molto flash. Ho circa una ventina di opere, un po' di foto storiche, quindi andremo più veloce possibile. All'inizio, prima della sigla, avete visto lo spot contro il Covid. Ecco, mi soffermo un minutino su questo. Ci hanno chiamato in tanti clienti, amici e altro per farci complimenti per lo spot, io vi ringrazio tutti. È stata un'idea, secondo me, bella perché ecco, si può dire che siamo stati i primi ad arrivarci in assoluto. Ora vedo che tanti stanno riprendendo questa formula dello spot Covid con le opere d'arte, queste cose. Siamo stati i primi, il successo è stato molto buono, soprattutto spero che serva però, perché sennò si limita il riconoscimento del quadro, ah che bello, ah lo Chagall, ah il Picasso, però poi non si sta a casa, quindi il senso è proprio riuscire a fare centro poi. Allora, inizio dandovi alcune coordinate velocissime, anzi scusate, prima faccio un brevissimo saluto ad alcune persone che so che ci tengono molto e mi seguono sempre, che sono i miei nonni Bruno e Gabriella, zia Vallì, Carla e Anna Maria. Adesso abbiamo 25 minuti, quindi via come i treni. Alcune coordinate biografiche. Qui davanti ho la scrivania piena di testi critici per dirvi chi è Tancredi, uno su cui è stato scritto anche troppo e a volte questa iperscrittura porta a fraintendimenti, porta ad avere troppe informazioni e fare tanta fatica poi a selezionare quelle giuste e quelle secondarie. Tra tutti questi testi, che non vi posso chiaramente presentare tutti, vi propongo i due che io ho trovato scritti meglio, più completi, più approfonditi, che sono una retrospettiva di Tancredi, che è il catalogo che è stato realizzato per la mostra al Peggy Guggenheim di Venezia 2 o 3 anni fa, curata da Luca Massimo Barbero, una mostra eccezionale. Il secondo testo, Silvana Editoriale, è questo, di una mostra, in questo caso, che è stata sempre curata da Luca Massimo Barbero, del 2011 a Feltre, Galleria d'Arte Moderna Carlo Rizzarda. Questi sono i due testi che vi consiglio perché sono quelli più precisi in assoluto. Poi ci sono un po' di testi che invece approfondiscono la situazione veneziana più in generale. Ecco, per analizzare Tancredi bisogna entrare con uno sguardo storico all'interno della Venezia, diciamo della fine degli anni 40, siamo nel 48-49, fino al 64, anno in cui lui muore. Nel 48 riapre la Biennale di Venezia, dopo l'interruzione dovuta alla Seconda Guerra Mondiale, quindi si riapre dopo un po' di anni di stop. La Biennale del 48 ha come punto, come apice, la collezione Peggy Guggenheim, che viene esposta su proposta di San Tommaso, che fa pressione sulla commissione, per esporla all'interno del padiglione della Grecia, che non poteva esporre invece in quanto era in piena guerra civile. Quindi Peggy Guggenheim si propone, porta i suoi artisti, per la prima volta in Italia, si vedono in maniera rigorosa, sistematica e con tante opere, non con 2 o 3, ma un nucleo enorme, il surrealismo, si vede Pollock, si vedono tanti artisti americani che fino ad allora in Europa non erano mai stati esposti. Chiaramente Tancredi è lì, Tancredi fa la sua prima mostra nel 49, quindi quella biennale l'ha vista, abbiamo tutti i documenti e sappiamo che le prime figure con cui lui si confronta sono proprio alcuni artisti che vede lì e che vede poi all'interno della collezione di Peggy Guggenheim, perché lui, lo sappiamo, ha avuto
Non si può chiamare una, come si fa a dare un nome? Relazione, ci sono ancora molti dubbi su questo, ci sono tante voci di corridoio, quindi preferisco non espormi troppo. Ha avuto dei contatti sicuramente almeno in termini di lavoro e accordi. L'amicizia con Peggy gli ha permesso di avere molte opere che sono state acquisite dai principali musei d'arte americani, si parla di oltre 30 musei in giro per il mondo, anche a Israele, in Germania, in Francia, quindi dappertutto. Dall'altro lato abbiamo Carlo Cardazzo, il proprietario della Galleria del Cavallino a Venezia, del Naviglio a Milano, coproprietario della Galleria Selecta a Roma con Vittorio del Gaizo. Quindi ecco, questa è la situazione. Peggy, Carlo Cardazzo e Tancredi. Chiedo alla regia di presentare la prima foto, in modo che ci rendiamo conto e riusciamo a dare un viso al nostro uomo. Ecco, qua già vedete il classico artista bello e dannato. Artista giovane, una rubacuori, senza ombra di dubbio. E questo artista, ecco, questa è una foto storica che voi trovate come copertina di un testo, che è il terzo che vi consiglio, che si chiama Tancredi, scritti e testimonianze, e diciamo che riesce a mettere insieme tutti gli scritti che sono sia di suo pugno, sia scritti da critici, da Virgilio Guidi, Peggy Guggenheim e altri, che poi sono stati inseriti come presentazioni delle mostre, piuttosto che in lettere, diari e cose varie. Seconda foto, chiedo alla regia di andare avanti, ecco, voi vedete a sinistra Bacci, al centro Tancredi, a destra Peggy Guggenheim. Questa è una foto che è stata scattata verso la fine dei suoi anni, siamo nel 1960, se non sbaglio il fotografo è Ugo Mulas, una figura cardine a Venezia, colui che ha fotografato tutti. Siamo nel giardino di Peggy Guggenheim, in quella specie di baldacchino, chiamiamolo, che voi ammirate nel giardino, dove intorno ci sono opere di Giacometti, Max Ernst, Miro, eccetera. Ora chiedo la terza foto, per dare un volto anche al gallerista. Avete la figura più in basso a sinistra, Tancredi, alla sua destra in camicia bianca Carlo Cardazzo, lo vedete di qualche anno più vecchio, subito sopra Tancredi abbiamo Dova e sopra ancora Crippa, tre artisti che in quel periodo stavano facendo le mostre sia al Naviglio che al Cavallino sotto la diretta protezione di Carlo Cardazzo, ed è interessante, è anche curioso vedere come lo sguardo di Cardazzo sia proprio sull'opera di Tancredi. Chiaramente non vuol dire niente questo, è solo bello da sottolineare, perché tra i due si era creato un rapporto quasi padre-figlio, lui lo fa ben presente all'interno di alcuni testi, alcuni articoli di giornale che sono stati scritti dopo la morte del pittore di Feltre, dove Cardazzo ha detto che aveva preso a cuore questo giovane di Feltre, proprio per la sua fragilità anche. Ora chiedo invece alla regia di andare avanti con la prima foto di opera. Allora, qua siamo nel 1950-51, l'opera è un senza titolo, siamo tra le prime opere, anche se il percorso artistico di Tancredi inizia con delle opere figurative e con opere figurative terminerà nel 64, è una sorta di cerchio che si chiude. Io devo per forza, per motivi di tempo, tralasciare tanti cicli, ci vorrebbero almeno 150 foto di opere per rendersi conto di tutto il percorso. Ne ho scelte alcune perché sono le più emblematiche, mi permettono di fare un discorso più interessante. Quest'opera è molto importante perché abbiamo intanto un tema, quello della spirale. La spirale è questa blu, che vedete molto grumosa, che sembra girare intorno a un nucleo rosso. Un nucleo rosso che chiaramente è il cuore, è una sorta di metafora per dire è l'autoritratto di Tancredi. E quindi cerca come di proteggere un nucleo centrale, rosso, dove però si nota una macchia nera, come per dire che non va tutto bene, c'è una parte di sé che non gli va giù, c'è qualcosa che non va, e soprattutto questo nucleo viene escluso da cosa? Da satelliti. Ci sono questi tre altri nuclei più piccoli sui margini che sembrano dire che Tancredi ha un cuore buono ma non riesce a liberarsi verso l'esterno.
fa fatica ad aprirsi verso la società. Questa è una lettura psicanalitica non fatta da me, mai mi azzarderei, ma da tanti altri critici molto più in gamba, molto più esperti, che hanno compreso come la pittura di Tancredi vada per forza psicanalizzata, perché il bisogno di Tancredi non era quello di fare il quadro bello, e neanche laddove lui scelga un titolo a proposito di Venezia, visione della laguna, l'acqua e cose varie. Il soggetto non è mai Venezia, l'acqua o il vento o la primavera. Il soggetto è se stesso. Lui utilizza la pittura come una sorta di autoterapia. Nel momento in cui comprendiamo questo, siamo in grado di dire che tutte le opere di Tancredi sono una sorta di autoritratto, che noi siamo in grado di sviscerare nella misura in cui cerchiamo di utilizzare una lettura simbolica di ogni oggetto. Ovviamente non va forzata, perché sennò ci si fa prendere la mano, si prendono delle cantonate micidiali, però nei limiti del possibile bisogna sempre cercare di tradurre questa sorta di incontro. In fin dei conti la spirale, che è un tema che lui porterà avanti per tutta la sua vita, è la spirale che ci aveva già introdotto Gillo Dorfles, è la spirale della vita, la spirale dei ricordi, dei pensieri. Crippa ha insegnato per quanto riguarda le spirali. Adesso chiedo alla regia di andare avanti ancora di un'immagine. Questa è un'opera del 1952, importante perché si trova al MoMA di New York. Questa è stata la prima opera donata da Peggy Guggenheim proprio nel 1952, una delle prime primavere in assoluto, che introduce un altro tema, non la spirale. La spirale torna più avanti. Lui introduce che cosa? Il fatto che lui cerchi di evocare la natura. Il collegamento Tancredi-natura è un altro punto essenziale. Lui disse in una celebre lettera bellissima: un pittore non può fare della buona pittura se non ama la natura. Tanto è vero che tante opere si chiamano primavera, atmosfera, sensazione di autunno, quindi tutti i titoli che ci rimandano a questo aspetto. Opera molto interessante perché innanzitutto non raggiunge i bordi. È un'opera che anche qui fa fatica ad aprirsi verso l'esterno. C'è questo margine molto evidente, dove nelle parti più esterne è anche meno denso, c'è un po' più ordine nel segno. Addentrandosi verso il centro si vede come questa sorta di nube, di pulviscolo, che è molto sinestetico, sembra una sorta di profumo. Si può sentire attraverso questo cromatismo il profumo e il suono della primavera. Però si vede come il nucleo, il magma al centro, sia molto più vorticoso. Questa è un'opera che al MoMA non venne minimamente compresa, venne esposta insieme al tardo divisionismo, cioè nulla di più distante. Chiaramente hanno visto i puntini e hanno detto divisionismo, ma non c'entra proprio niente. Ora quest'opera, come 3/4 di quelle del MoMA, non sono visibili, chiaramente preferiscono esporre Pollock, esporre Kandinsky e altro, e Tancredi no, quindi sarà sempre relegata a un magazzino. Il giorno che la tireranno fuori sarà da stappare lo champagne. Chiedo alla regia di andare avanti con un'altra foto. Questo è un capolavoro, questa è bellissima, si chiama Senza titolo del 52, chiamata anche Ricordo armonico. Questa diciamo che inaugura un secondo periodo per Tancredi. Siamo sempre a Venezia, c'è la spirale, si vede chiaramente, una spirale che però cambia perché lui in questi anni tra il 51 e il 52 va a Roma, primo soggiorno romano dell'artista, dove incontra chi? Incontra, e non solo, stringe amicizie ed espone nelle collettive, con Carla Cardi, con San Filippo, con tutto quel gruppo. Quindi si avvicina verso la neoscrittura e vediamo come la trascrizione di questi punti sia calligrafica, ci sia una, come si può dire, una costruzione ordinata e sistematica della spirale, non è più una densità di puntini, segue una traccia, segue una spirale che con una forza centrifuga sta spingendo e sta rappresentando cosa? Venezia un'altra volta. Qui c'è Schopenhauer in pieno, la presenza dell'assenza, no? Lui è a Roma e si immagina Venezia, quindi ha bisogno di trascrivere un ricordo per renderlo più reale.
L'unico punto fermo e stabile, cosa sono? Sono quella sorta di torrette verticali colorate, che in questo caso sono delle briccole, le briccole veneziane dove le gondole e le barche attraccano, e sono gli unici punti fermi che però sembrano risentire di questa spinta centrifuga e incurvarsi sotto la forza di questo vortice. Sul fondo vediamo in trasparenza l'orizzonte. Quindi questo già ci riporta a una dimensione più figurativa delle opere che abbiamo visto prima. Qui però l'orizzonte è molto alto, la linea di orizzonte non è a metà, quindi anche qui indice di cosa? Che non va tutto bene, che ci si sente compressi, c'è poco spazio di cielo. Quindi anche qua bisogna entrare in questa lettura psicanalitica. Regia, prego, avanti con un'altra foto. Questa invece si chiama Aspirazione a New York, 1952. Lui a New York non c'è mai stato, fece una sola mostra tra il 57 e il 58 alla Seidenberg Gallery di New York, senza mai andarci, e qui fu una sua grave colpa, perché se ci fosse stato sicuramente oggi se ne parlerebbe in modo diverso, avrebbe prezzi diversi, un mercato diverso. Lui cosa fa? Si immagina una città dove non andrà mai, ma che ha sentito raccontare da Peggy Guggenheim, che veniva a Venezia dopo aver chiuso da poco la galleria Art of this Century a New York, appunto, vede le prime fotografie in casa Peggy, quindi si crea un immaginario tutto suo, ci rappresenta l'Hudson River sull'angolo in basso a sinistra, quella sorta di macchia azzurra, ci rappresenta il suo modo di immaginare i grattacieli che non aveva mai visto dal vivo, che più che grattacieli sembrano dei tronchi di cono, dei vulcani. Quindi come dire che lui si immagina una New York illuminata a giorno, anche di notte, con dei vulcani che sono dei grattacieli sempre accesi, che eruttano luce. E si immagina questo fermento, questi palazzi di vetro che si specchiano l'uno con l'altro, si fanno attraversare dalla luce e quindi in trasparenza si vede questa stratificazione di coni, di vulcani. Questa è un'altra opera meravigliosa. Prego regia, avanti ancora. Questa invece si intitola Ricordo di Raoul, del 1953, conservato al Museo del Novecento di Milano. Questa è una delle opere più importanti, perché si vede come lui abbia un controllo dello spazio diverso. Qua possiamo dire che questo Raoul, che c'è nel titolo, è una figura che ha fatto discutere tantissimo. All'inizio si pensava che fosse Raoul Dufy, quindi quel pittore che probabilmente Tancredi aveva conosciuto durante un soggiorno parigino proprio del 1953. Tancredi c'era anche stato in maniera, come si può dire, clandestina a Parigi per un brevissimo momento tra il 49 e il 50. È facile che l'abbia conosciuto, e tutte quelle R che voi vedete, che sono tutte inserite all'interno di macchie di colore, quindi nell'angolo in alto a destra, macchia rossa c'è una R, macchia gialla un'altra R e via così. Quindi è una calligrafia che struttura lo spazio, dà uno scheletro alla composizione. Solo recentemente, nella mostra di Tancredi al Guggenheim di Venezia di un paio di anni fa, Barbero riesce a capire quale sia realmente l'identità di questo Raoul. Questo Raoul non è Raoul Dufy, è Raoul Schulz. Questo Raoul Schulz era un pittore tedesco che nel 1953 si trovava a Venezia e con cui Tancredi si trova a condividere lo studio in un momento in cui lui aveva appena discusso con Peggy, se ne va di casa, come aveva fatto diverse volte, cerca alloggio da questo suo caro amico, alloggia per 4-5 mesi e in ricordo di questa condivisione anche di opera, hanno dipinto alcune opere, si pensa fronte retro, a 4 mani quindi, e chiaramente appena si è arrivati a questa conclusione cade tutto il senso dell'opera. Qual è allora il nuovo senso? Il fatto che Tancredi nel 1953 siamo, quindi già qua vi rendete conto di quanto sia un genio incompreso, aveva ragionato sulla calligrafia, cioè lui dice nelle lettere questo, quindi nessuno se lo inventa, lo scrive proprio nei suoi diari. Lui dice, tutti pensano che la calligrafia sia la caratteristica più personale e rappresentativa di un uomo.
Noi quando inseriamo una firma prestiamo il consenso. La calligrafia è quella che si prende in considerazione in caso di dubbio sull'identità di un'opera e si esegue la perizia calligrafica, quindi la vera autentica è la firma. Però lui dice, sì, la firma è la cosa più personale che abbiamo, ma non è sempre uguale a se stessa. Se ci pensate, firmare in piedi o da seduti influisce sullo stile, firmare di fretta o con calma influisce, negli anni cambia. Quindi lui dice che cosa? Io voglio rappresentare il mio amico, come io ho conosciuto Raoul, ma non un solo Raoul, tutti i Raoul. Cioè qua siamo di fronte chiaramente a uno nessuno e 100.000 di Pirandello, siamo a 30 anni dopo l'uscita di questo testo, quindi lui ci sta dicendo che non ha conosciuto una sola figura e vuole rappresentare tutte le personalità, le sfaccettature di quella persona e solo ricomponendo tutti i Raoul uscirà fuori quell'uno. Questa è un'opera devastante per i contenuti che ha, perché nel 1953 in Italia, ma non c'è nessuno che era arrivato a opere di questo livello. Ora chiedo alla regia di andare avanti ancora. Questa non è un'opera di Tancredi, è un Pollock numero 1 del 49, una delle opere che Tancredi sicuramente ha visto, non perché fosse esposta da Peggy Guggenheim, ma perché vedeva tante opere anche in riproduzione, questa è una di quelle. Vediamo, siccome è stato fatto tante volte il paragone Pollock-Tancredi, sempre a favore del primo e mai del secondo, è giusto mettere un po' di puntini sulle i. Questo Tancredi arriva nel 49, io lo confronterò con un'opera di 5-6 anni successiva, però le differenze sono tantissime. Uno, Pollock usa il dripping e Tancredi no, non abbandonerà mai il pennello perché ha fatto talmente tanta fatica a conquistarselo che non potrebbe mai rinunciare ad esso. Vediamo come Pollock giunga sempre al margine, Tancredi no, Tancredi spesso e volentieri si limita, ha paura del bordo esterno. Vediamo come Pollock non inserisce mai un elemento centrale. Tancredi in questo è molto italiano. Nella prima opera, la spirale azzurra con il cuore rosso, era italianissima. Il nucleo era al centro. Qui abbiamo un'opera che non ci garantisce alcun punto di riferimento. Ora chiedo alla regia di andare avanti con un'opera e vediamo un'opera, ecco, di Tancredi. Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, una delle opere preferite in assoluto da Peggy, non perché gli ricordasse Pollock, anzi Peggy dirà nella sua autobiografia Ricordi di una collezionista, dopo la morte di Tancredi, disse Tancredi negli anni gradualmente evocò lo stile di Pollock finché non riuscì ad arrivare ad uno tutto suo. Qui Tancredi non c'entra niente con Pollock, può sembrare, ma ci sono tante le differenze. Uno non arriva ai bordi. Nella foto si vede un po' poco perché la definizione è bassa e l'opera è molto grande. Vediamo come i punti di riferimento ci siano. Sono quella sorta di colpi gialli, come se fosse retroilluminata. È come una luce in fondo al tunnel. Tancredi ci dice che si sta muovendo in mezzo a questa foresta incantata, un titolo di un'opera di Pollock, tra l'altro, però stia cercando una luce in fondo al tunnel, che è questo giallo, ma non è solo una, è dislocata, quindi anche lui non ha ben chiaro dove sia la fuga, dove sia la salvezza. Lui, tra l'altro, perché dico si misura con Pollock? Non solo perché lo vide nello studio di Peggy, ma perché nel 1954, stesso anno di questo periodo, lui fu uno dei pochi artisti italiani, e si vantò sempre di questa mostra perché fu importantissima, a esporre alla Kunsthalle di Berna, alla mostra Tendenze attuali, insieme a Mathieu, Pollock, Dubuffet, Mark Tobey, St. Francis, e la lista è lunga, e tutti costano 10 volte Tancredi. Quindi lui ha neanche 30 anni, meno, a 28-29 anni stava già esponendo con i più grandi artisti viventi. Chiedo alla regia di andare avanti con una foto. Questo non è un Tancredi, è un Mark Tobey del 69. Mark Tobey che lavorò anche con Tancredi, lo conobbe appunto a Berna, lo conobbe di nuovo a Parigi, eccetera,
fece quest'opera nel 69. Nel 58 però, con opere molto simili, aveva vinto il Gran Premio di pittura alla Biennale di Venezia e fu un altro dei riferimenti di Tancredi. Però, ora chiedo alla regia di andare avanti con un'altra foto, questo è un Tancredi, però questo è del 54, quindi siamo 15 anni, no scusate del 52, siamo 17 anni prima. Questo è il punto, siamo 17 anni prima. Di nuovo nessuno dei due arriva al bordo, ci sono pochi punti di riferimento, c'è una sorta di automatismo calligrafico incredibile, 52 anno di nuovo della neoscrittura a Roma, quindi si vede come il dialogo sia con i più grandi al mondo, non con i più scarsi, però in questo dialogo Tancredi esce sempre o alla pari o vincitore, mai sconfitto. Ora chiedo alla regia di andare avanti ancora e vediamo un'opera del 57, si intitola Marina Veneziana, una tela bellissima. Un'altra opera dove fatica ad arrivare al centro, c'è di nuovo questo nucleo denso, molto intenso, molto mosso. Quest'opera non è una primavera, è di ispirazione tale, quindi si rifà a delle primavere, però vediamo come gradualmente lui qui stia adottando non dei punti, ma delle linee, dei tocchi, degli accenti di colore e abbia bisogno gradualmente di scomporre questo segno grafico e di ridurlo. L'artista intelligente cerca sempre la sintesi, non cerca mai l'arricchimento perché sarebbe un in più, sarebbe inutile. Lui cerca la sintesi, quindi da qui si arriva all'opera successiva, una vera e propria primavera. Prego regia avanti di una foto, eccola. Quest'opera è un'opera donata al museo di Hartford, opera del 57, donazione sempre Peggy Guggenheim, un'altra opera incredibile che questa invece è esposta ad Hartford, è esposta. Qui vediamo come il segno sia molto più scomposto, molto più dinamico, prevalga anche lo spazio vuoto, quindi lui non ha mai evitato il vuoto. Pollock aveva il terrore, aveva questo terrore per l'horror vacui, lui invece cerca il vuoto, cerca lo spazio d'aria, perché lui dice in un suo scritto, il punto è la figura geometrica, è l'elemento geometrico più importante perché può contenere lo spazio sopra, sotto, a destra, a sinistra. Voi direte anche la linea, anche altro. Il punto secondo lui di più ancora. Ora chiedo alla regia di andare avanti con un'altra foto, un'altra primavera dove qua si vede l'esplosione massima. C'è sempre un nucleo centrale più denso, si vede come nel bordo sinistro non sia ancora arrivato al margine, ci stia arrivando ma c'è ancora quello spazio bianco, un margine di manovra per arrivare a immergersi completamente nella società in mezzo agli altri individui, però qua si arriva al punto e oltre non si può più andare, è una strada chiusa questa. Chiaramente è lo stesso problema che hanno avuto i puntinisti. Quando riduco, dove arrivo? O faccio un quadro vuoto o non si fa più niente, o faccio il taglio di Fontana, perché non ci sono altre soluzioni. Allora si cambia tutto. Prego regia, avanti con un'altra foto. Questo è un momento parallelo che lui porta avanti. Opera del 54, collezione Peggy Guggenheim, 1,30 m per 1,95 m. Questa la vedete spesso esposta di fianco a un Vedova, ad alcune opere meravigliose. Questa è un'opera dove lui si sta confrontando non più con Tobey, non più con Pollock, ma con Mondrian. Qui lui cerca lo spazio, l'ordine di Mondrian. Siamo tra il 54 e il 55. Ha chiuso il rapporto con Peggy Guggenheim, ha visto fino al giorno prima le opere di Mondrian esposte, si misura con lui, però non ha più le spalle coperte dalla mecenate americana, ha bisogno di fare chiarezza, di trovare una sua strada certa, di mettere i piedi per terra. Cosa fa? Misura lo spazio, non usa più il punto, qui cerca il quadrato, il tratto, e questo tratto è molto ordinato nei bordi. Lo vediamo che è molto strutturato, colori primari come Mondrian, non ci può essere la linea di Mondrian perché i due caratteri sono troppo diversi chiaramente, però di nuovo si va verso il centro e la linea torna diagonale. E la linea diagonale che cos'è?
punto, linea, superficie di Kandinsky. La linea obliqua è la linea del dubbio, è la linea dell'incertezza, della domanda. La linea orizzontale indica riposo e meditazione, quella verticale è l'uomo in piedi che domina il mondo e si eleva. Qui non è un uomo certo, qui c'è il dubbio, c'è l'incertezza. Ora chiedo alla regia di andare avanti ancora. Questo è un capolavoro, opera del 1955. Qui di nuovo, confronto con Mondrian, troviamo una strutturazione molto più ordinata al centro, per quanto ci siano queste trasparenze che sono uno spettacolo, una meraviglia. Qui forse tocca uno dei suoi apici. Però di nuovo, nel momento in cui cerca di fare ordine al centro, in se stesso, scombina l'esterno. E qui, in questa data, ci sono i primi ricoveri. Quindi voi capite il dramma. Se faccio ordine fuori, mi scombino dentro e viceversa. Non c'è pace. Ora chiedo alla regia di andare avanti ancora. A proposito di Venezia, 1958, il ciclo migliore in assoluto che abbia mai dipinto in vita sua e che chiunque provi a dire il contrario, perché è impossibile. Questa è un'opera del 58, un ciclo che lui realizzò prima della sua partenza. A proposito di Venezia, perché lui alla fine del 58 sposa Tav Dietrichson, si sposterà a Milano, poi a Parigi, poi ad Oslo. Era destinato ad abbandonare per sempre la sua amata città, quella che lo aveva ispirato in tutte le sue opere, e quindi dedica il suo omaggio alla laguna, nelle sue trasparenze, nei suoi riflessi, nelle sue sovrapposizioni di luce e acqua. E vediamo una griglia ordinata, però quello che domina qui è l'acqua, è la trasparenza, ha un colore che è meraviglioso. E lui ci sta indicando il suo congedo, il suo comiato da una città che rivedrà per brevi momenti, soprattutto perché negli anni successivi si farà ricoverare più volte all'ospedale di San Servolo, quindi non ritornerà più a Venezia vedendo la sua Venezia, ma una Venezia vista dalla finestra dell'ospedale psichiatrico, quindi tutt'altro gusto e suggestione. Chiedo alla regia di andare avanti ancora. Questa è un'altra opera a proposito di Venezia del 58, esposta alla GAM di Torino. Questo è il mio quadro preferito, non di Tancredi ma di sempre. Io questo andrei alla GAM a rubarlo perché è una cosa fantastica. Di nuovo la griglia, una griglia molto più marcata, una tavolozza ancora più estesa e qua raggiunge una luminosità rara che non raggiungerà più perché subito dopo si sposterà, vi ho detto, a Parigi e a Oslo. Pensava di essersi sistemato con la moglie, pensava di aver raggiunto una solidità e una tranquillità mentale nuova, non sarà così, in fin dei conti diciamo che Oslo non può garantire le luci, il calore di Venezia, mi pare evidente, e quindi da qui la tavolozza inizierà nuovamente a scurirsi, a diventare diversa, drammatica. Andiamo con l'ultima opera di A proposito di Venezia, un'altra molto grande, sempre del 58. Ecco, chiedo un secondo, scusate, di ritornare a quella prima, perché vedete come ci sia una spirale nera. C'è una linea nera che attraversa l'opera, molto sottile, e è quella spirale che vi dicevo prima, cioè ho messo ordine, ho trovato uno schema della mia vita, mi sono sposato, ma c'è quel dubbio, c'è quella spirale, quel turbinio interiore che non riesco a placare del tutto. Si arriva all'opera dopo, ritorniamo prego regia, di nuovo la linea obliqua tornano queste linee nere scure che qualcuno ha interpretato come l'albero maestro di una nave che passa a Venezia, secondo me non c'entra niente, però qui siamo in un altro ciclo, non gli interessa più rappresentare le barchette e qua sta rappresentando il dubbio, sta rappresentando il suo commiato dal grande amore. Andiamo all'ultima opera. Ecco, qui esplode, cioè qui quest'opera si intitola Viva la pittura astratta, 1960, 1,50 m per 1,80 m. Il titolo Viva la pittura astratta e l'opera è figurativa. Ha dipinto opere astratte per 10 anni, la prima opera figurativa che fa, come la chiama? Viva la pittura astratta. Capite il non aver mai pace? Nel momento in cui si raggiunge l'obiettivo si sposta più in là la bandiera del traguardo. Non può aver pace quest'uomo. Cosa sta scrivendo? SOS.
voi alla destra di quella manina leggete SOS, non lo grida, lo scrive. È un segnale che lui non riesce a gridare. Questo è un uomo, è lui che sta scappando, lui che dopo aver visto a Parigi le opere di Dubuffet si sente un mostro insieme alla bellezza, insieme a delle figure molto diverse. Qui l'urlo di Munch, i mostriciattoli di Dubuffet sono tranquilli in confronto, sono rassicuranti. Questo è come Pierino che dopo aver urlato al lupo troppe volte nessuno lo ascolta più, lui si sente inascoltato, incompreso e quindi scrive SOS. È un'opera dove c'è una tavolozza diversa. È una bomba quest'opera. Chiaramente lui era un grande amante di Munch, non è a caso che ho fatto il riferimento. C'è quel blu che gira intorno a questa figurina e sembra astrarla dal calore dello sfondo della società e lui si sente freddo, si sente inascoltato. È un'opera meravigliosa. Andiamo all'ultimissima foto e termino. Qui c'è Tancredi, davanti a quell'opera, vi rendete conto della dimensione dell'impatto, con quella figura alla sinistra che è Beatrice Monti, una gallerista che trattò le opere di Tancredi a Milano, subito dopo al contratto che ebbe con Cardazzo, una delle ultime figure che lo vide. Io con queste opere, ecco, prego regia, ritorniamo pure in studio. Ho terminato, nel senso che ho di nuovo sforato di 10 minuti, scusami tanto Catone. Allora, chiaramente le opere sono poche, sono molto poche, si dovrebbe fare un'analisi con almeno 100 opere. Io ho tralasciato tanti cicli, diari paesani, fiori dipinti da me e da altri, il ciclo di La strage di Hiroshima, le opere figurative, sono tante. Però già con questo vi siete resi conto della complessità e soprattutto del confronto. Tancredi non è un artista che si è misurato con gli scarsi, si è misurato con i migliori e non ha mai perso, Lui in quegli anni spesso ci arrivava prima, è questo che va detto, che ci è arrivato prima. Ha esposto alla Kunsthalle di Berna, mostra curata da Harald Zeeman, uno dei più grandi curatori che ci sia mai stato, insieme a Germano Celant, diretto la Biennale di Venezia, ha fatto mostre negli anni 70 immense, ha fatto una mostra, vi ripeto, Pollock, Dubuffet, Mathieu, Baziotes e Tancredi. Più di questo non so che altro dire. Quindi ecco, spero di avervi fatto un po' entrare con uno sguardo nuovo all'interno delle opere del mio artista preferito, io lo amo alla follia, vi riconsiglio alcuni testi di questi. Se dovete scegliere un testo, mostra del Guggenheim di Venezia, qua trovate tanto, spiegato sicuramente meglio di come ve l'ho spiegato io, spero che vi sia piaciuto. Vi saluto dicendovi che non so di che cosa parlerò la prossima puntata, le mostre non sono ancora aperte, quindi dovrò fare un discorso come oggi a braccio. Qualcuno di voi mi ha proposto di parlare di un altro artista, così mi hanno detto parla di Kandinsky, parla di Duchamp, parla di... non ne ho la più pallida idea, non credo parlerò di Kandinsky, preferisco Chagall e Klee, mi hanno detto parla di Modigliani, preferisco Brancusi, quindi boh, sceglierò, vedrò come, in base a come mi sveglierò domani mattina. Vi ringrazio, buona serata e ci vediamo, speriamo, se non ci sarà questo... se non mi colpirà il virus, ci vedremo venerdì prossimo. Grazie e buona serata a tutti.